Cari telespettatori, siamo con Marco Gottardo, direttore Federalberghi Confcommercio del Veneto. Momento di bilanci, considerazioni, riflessioni. Turismo, com'è andato? Il 2025 non è partito così bene come il 2023 e il 2024, che in ogni caso erano stati... Era un post-Covid, quindi tutti avevano voglia di uscire. Erano stati degli anni record, il post-Covid, tutti avevano voglia di uscire. E però nei primi 6 mesi, in gennaio-giugno, abbiamo registrato un meno 2,5%, che non ci spaventa, però chiaramente ci preoccupa un pochino, perché eravamo abituati ad avere sempre questo trend in crescita, e viceversa, diciamo, lo scenario socio-economico ma anche finanziario internazionale, da una parte le 2 guerre che purtroppo ben conosciamo, dall'altra parte un po' la crisi dell'industria pesante nei mercati nostri di riferimento tradizionali, penso soprattutto all'industria siderurgica, metalmeccanica, l'automotive in Germania, che è il nostro mercato eccellente, che ha segnato un momento di frenata rispetto ai flussi importanti che si erano registrati nel 2023-2024, hanno portato a questo dato purtroppo leggermente negativo. C'è poi da dire che anche il mercato statunitense, che nel 2023-2024 aveva registrato un'importante espansione, probabilmente a causa di questa diatriba sui dazi che in certi casi sono già stati applicati, hanno ridotto notevolmente la presenza di clientela statunitense nella nostra regione nei primi 6 mesi dell'anno. Si può fare qualcosa? Ma si può fare qualcosa sicuramente, come sempre i veneti sono operosi, hanno voglia di sfide, hanno voglia di migliorare e quindi anche di qualificare la propria offerta ricettiva, migliorarla, soprattutto dal punto di vista qualitativo, e di creare dei prodotti turistici che non siano, diciamo così, solamente quelli tradizionali dove al mare si va in spiaggia, in montagna si va solo a sciare, alle terme si va solo in piscina, piuttosto che nelle città d'arte a Venezia si va a vedere solo Piazza San Marco, ma si creano delle condizioni per cui dovremmo riuscire ad offrire al turista una vera e propria esperienza di destinazione, di territorio. Provare emozioni importanti. La tecnologia potrà venirci in aiuto? Ma l'innovazione tecnologica sta già aiutando le imprese, dall'intelligenza artificiale in poi. Noi crediamo che anche tutte le problematiche avute negli ultimi anni con la necessità di avere nuove competenze, nuovi lavoratori, con questa innovazione tecnologica credo che riusciremo in qualche modo a invogliare anche i giovani a venire a lavorare nel nostro settore, che per certi versi è considerato forse un po' troppo tradizionale, da altri però io credo che sia un settore meraviglioso perché ti mette a contatto con altre professionalità, è un settore trasversale e in qualche modo che crea valore in modo importante per tutte le attività e per tutto il tessuto produttivo della nostra regione. Direttore, grazie mille del suo apporto, grazie a voi telespettatori, ci vediamo prestissimo.